Il Salone Nautico di Venezia, anche in questa nona edizione, propone intrattenimenti, tradizione e tecnologia. Forze dell'ordine, nuove imprese e giovani studenti e Marina Militare presentano le novità di ricerca più importanti. Questo è lo stand dell'Istituto Idrografico della Marina, che è ospitato all'interno del padiglione della Marina Militare. Abbiamo pensato di portare quelle che sono delle edizioni storiche delle nostre carte per far vedere qual è stata l'evoluzione della cartografia in Italia e in questo caso soprattutto nell'area veneziana. Per questo abbiamo deciso di stampare una edizione abbastanza rara della cartografia di Venezia, tirata in un numero molto limitato di copie appositamente per questa edizione del Salone Nautico. Oltre a questo, ovviamente, quindi a parte la parte storica, abbiamo portato anche quella che è l'evoluzione della cartografia nautica. È un sistema di cartografia elettronica denominato ECDIS, che è l'acronimo di Electronic Chart Display and Information System, e che consente di applicare tutte le norme sulla sicurezza per una navigazione moderna. Un salone nautico ricco di innovazioni, ma anche di tante soluzioni per il mercato tradizionale dei natanti. L'Università di Padova anche quest'anno porta le proprie imbarcazioni nel Salone Nautico, realizzate per partecipare a un concorso scientifico e sportivo interuniversitario che prevede la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da regata. Gli scaffi sono costruiti all'interno di spazi messi a disposizione dal Consorzio Cantilistica Minore Veneziana, dove è stato possibile trovare un'ottima unione tra le più recenti innovazioni tecnologiche portate dall'Università di Padova con la più tradizionale costruzione delle imbarcazioni in legno coltivata da secoli all'interno dei cantieri veneziani. Modo degno di accompagnare questo bellissimo salone è stato quello di decidere nell'ambito del decreto legge per incentivare la ripresa delle attività produttive uno specifico intervento in favore della cantieristica e in particolare della cantieristica minore, incentivi per 20 milioni di euro dedicati tanto ai motori fino a 1.000 euro, quindi una quota significativa del costo medio di un motore, e per gli stampi per scafi con caratteristiche non nocive per i lavoratori. Misure che sono rivolte a una componente importante della nostra struttura produttiva, italiana, che credo saranno apprezzati dai consumatori per un verso e dai produttori per l'altro. Per
Per il mare Adriatico il futuro è Venezia.